Una giornata davvero speciale, quella di domenica 5 giugno. La giornata nazionale dello sport, che a Padova coincide con l'appuntamento conclusivo della tradizionale 3 giorni Tutto Sport in Prato, ha visto il Prato della Valle popolarsi di quasi 1400 giovani e giovanissimi pallavolisti per giocare, stare assieme e divertirsi nell'appuntamento conclusivo dei circa 50 tornei dedicati in provincia al mini volley. Una metà dell'immenso Prato della Valle trasformato in un'ininterrotta serie di minicampi che hanno dimostrato nei fatti, al di là dei semplici e poco espressivi numeri, la forza di tutto un movimento, oltre ai risultati, spesso peraltro lusinghieri, di una singola società. Tanto che anche l'assessore allo sport del comune di Padova, Umberto Zampieri, ha dichiarato: quella di oggi è una grande festa che dimostra come il volley abbia delle grandi prospettive nella nostra città, insomma, perché qui vedere tutte queste bambine e bambini del mini volley dà l'idea dei numeri impressionanti che questo sport ha non solo nella città di Padova ma in tutta la provincia. È un grande momento di festa poi particolare quest'anno perché anche a livello di vertice i risultati che in questo sport ha avuto la nostra città sono stati davvero entusiasmanti e quindi è forse anche il modo più allegro e migliore per concludere un anno sportivo davvero entusiasmante, anche se poi a breve avremo una nazionale che verrà a giocare proprio qui da noi a Padova, un evento che attendiamo con grande passione e grande attesa. Presente come sempre il presidente provinciale del CONI che ci ha illustrato il contenitore sportivo dell'evento. Nona edizione di Tutto Sport in Prato, Fiaccole di Vita. Abbiamo voluto già 9 anni fa portare lo sport alla città per poi portare i cittadini allo sport, affinché la pratica motoria e sportiva non diventi episodica nella vita dei ragazzi ma stile di vita. Questo è l'obiettivo e poi dare una vetrina a tanti sport, 28 attività da venerdì mattina a questa sera con le Fiaccole di Vita. Questa mattina grande festa provinciale del mini volley, appuntamento tradizionale e fondamentale di Tutto Sport in Prato, 2000 bambini venerdì mattina della scuola elementare, 1200 del mini volley oggi, grande appuntamento per dare risalto e mettere a fuoco bene come le società sportive di base in generale, quelle della pallavolo in particolare, contribuiscono come terza agenzia educativa con famiglia e scuola a far crescere bene in modo sano e equilibrato i nostri ragazzi. Un movimento, quello del volley, che unisce risultati di eccellenza e numeri entusiasmanti. Come non dare il merito al lavoro della federazione e del suo presidente Stefano Camporese? Anche quest'anno siamo in Prato della Valle. Tutti hanno potuto ammirare le nostre società e soprattutto i nostri bambini. 1250 ragazzi che sono solo la metà del popolo dei mini volley che durante tutto l'anno ha allietato i pallasport di tutta la provincia con le loro prime, diciamo così, esperienze. Tutte esperienze collegate come sempre alla Fondazione Città della Speranza. Ogni bambino in ognuno di questi concentramenti, oggi compreso, ha portato il suo euro per gli altri suoi coetanei che non stanno bene. Questo è il futuro della nostra pallavolo, il futuro del nostro sport, che ha il suo presente domenica 26 giugno nella partita della nazionale con la Corea per la manifestazione della World League. Tutti i padovani sono invitati, possono acquistare i biglietti tramite il sito internet del Comitato di Padova. Vogliamo dare un bel biglietto da visita di questa bellissima provincia, la terza d'Italia che continua a crescere. Tutta Italia deve vedere quanto i padovani sono legati alla pallavolo. In una manifestazione del genere, chiedere se è stato divertente per i bambini sembra banale. Sì, mi piace molto perché è una bella giornata, ci divertiamo, stiamo in compagnia, giochiamo insieme a pallavolo, è molto bello. Meno scontato può essere il giudizio dei genitori sulla bontà organizzativa della manifestazione. Sì, è stata una bella esperienza, si sono divertiti. L'unico problema è il caldo, però è stato sopportato bene perché hanno dato dei gazebo, si sono messi all'ombra, hanno distribuito da mangiare, da bere e poi soprattutto imparano anche il valore dello sport, nel senso imparano le regole, imparano a stare insieme con gli altri. Quindi per me è un'esperienza positiva da ripetere sicuramente. Tra le fila dei genitori, spettatori privilegiati per l'occasione, abbiamo trovato un pluriolimpioniko del volley. Oggi da giocatore a spettatore, accompagnatore, visto che sono venuto a portare mia figlia che fa questa
partecipa a questa bellissima manifestazione, tra l'altro. È un mese che gioca anche lei a pallavolo, me l'ha chiesto lei, io non ho assolutamente spinto e chiaramente mi faceva piacere oggi essere qua per poterla accompagnare. Dopo tante partite giocate, non poteva mancare un ringraziamento finale ed un saluto a tutti i partecipanti.